Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto, chiamato a tenere una relazione in occasione dell'Assemblea Nazionale dei Consorzi di Bonifica sul costo dell'acqua, un tema quanto mai delicato. Sicuramente un tema delicato, di estrema attualità, perché nell'applicazione dei vari regolamenti emessi dal Ministero dell'Ambiente per rispondere alla direttiva comunitaria, al quadro acqua, la 2060 e successivamente ai vari regolamenti, il costo dell'acqua diventa uno dei vincoli della condizionalità da applicare nei vari regolamenti poi comunitari. In modo semplice, per poter applicare le misure dei PSR nazionali o del PSR regionale abbiamo bisogno di soddisfare questo requisito chiesto dalla Comunità Europea. Quindi vuol dire recuperare nel costo dell'acqua i danni ambientali ed altri danni che vengono causati alla risorsa attraverso il suo uso. Quindi la stima di questi danni e per poi scaricarli in uno strumento operativo come può essere il canone di concessione diventa l'elemento fondamentale. Quello che stiamo sostenendo in maniera molto importante è che la pratica irrigua, quindi l'attività collegata all'agricoltura di distribuzione dell'acqua, genera invece grandissime esternalità positive oltre a generare dei servizi ecosistemici. Quindi vuol dire che a fronte dei danni che qualcuno imputa all'uso della risorsa ci sono tantissime positività che devono essere conteggiate, perché non può essere lo strumento dell'acqua quello che internalizza tutti i costi e i danni ambientali generati. L'agricoltura è una pratica che utilizza l'acqua per l'attività agricola e soprattutto genera queste esternalità positive importanti. Ma l'acqua ha un costo? L'acqua oggi ha sicuramente un costo, noi pagando la concessione di derivazione che viene calcolata a volume, in realtà paghiamo alle regioni, ente concessionario, paghiamo un valore e questo è il valore della risorsa. Come il cittadino paga sul metro cubo dell'acqua potabile, anche l'agricoltura, una parte del costo del servizio è inerente all'acqua che utilizza, quindi l'elemento concessione è il costo vero dell'acqua per l'agricoltura. La polemica in questo è facile, ma l'acqua non è un bene pubblico. Sì, è un bene pubblico, però l'atto di concessione è un atto pubblico delle regioni e soddisfa appunto a quello che quello sono i vari utilizzi, ma in modo particolare proprio attraverso questo strumento si cercano di recuperare le risorse proprio per l'effetto dei danni che uno causa ai corpi idrici superficiali o alle falde sotterranee proprio dovuto all'utilizzo. Quindi sì, l'acqua è un bene comune, però l'utilizzo genera comunque delle pressioni. Ecco, queste pressioni che producono degli impatti hanno bisogno di essere soddisfatte attraverso proprio un riconoscimento economico monetario.